Ma com'è hai rotto un'altra volta il bagno? No, ma basta, mi hai scocciato, basta. Lo ripariamo 3 volte al mese questo bagno. Adesso vedo su internet se trovo qualcosa perché mi sono scocciata. Ok, questo mi piace, devo chiamare e questa storia deve finire. Buonasera. Salve, trasito. Stavo volendo un attimo i cessi. Mi serve un cesso. Uno solo? Allora in pratica io ho trovato il volantino nella mia cassetta della posta. Poi sono andato su internet, ho visto sulla pagina Facebook che avete tanti bei bagni. A me mi serve proprio una bella tazza del cesso proprio. No, ma io ho chiesto anche a delle amiche. In pratica tutti quanti conoscono Outlet Bagno Marano e mi hanno detto che voi siete specializzati proprio nel bagno filomuro. Ah, signore, i filomuri, filomeno, tutti quanti qua, vedete tutti quanti qua. Oh, mo là ci potete pulizare, signore, io mi aiuto a prendere l'acqua, Puliti tutta proprio. povera, bello, pulito. No, devo essere sincera, tutti belli veramente. Però io sono in cerca di qualcosa di particolare, molto particolare. Sì. proprio tutti- Praticamente noi abbiamo questo qua mo ci è arrivato, perché prima mo ci è arrivato. Spiega un po' questo come si chiama? Signora, questo è Arturo, questo Sì. è fatto di ceramica buona, bella resistente, si chiama proprio Arturo Seccati Duro. Quanto caga tu? Si cagato tu, signor, questo non si spacca manco Niente. tutto di predavo, Niente. No, anche questo è bello, però a me mi serve qualcosa di molto particolare, perché in pratica il bagno lo usa molto mio marito, è una persona molto particolare, allora ci vuole una cosa molto più originale. Signore, poi qua diciamo qua questo è un altro cesso, perché cesso, se vedete è a pallina, perché tipo quando si fa capita, no? Con magna di nuce le faccio la cacca a pallina come i conigli. Capito? Questo è giusto? Allora, chi si è un bidet? Ah no, caso mai serve un gruppo. Chi si è un bidet? Proprio facile che sì, è questo bellissimo, qua, questo pure è questo- arrivato ieri. Ieri è Quando arrivato. ieri sono arrivato? Avevo una canzone vacante, sai? Sì, sono arrivato pure questo ieri, cioè, questo si chiama Enrico. Enrico, Non va a sentire la puzza di bravo, culo. questo qua ti dà malamente. Se posso mai c'ha problemi proprio all'intestino grasso, Sì. questo qua cattura proprio gli odori. Yes. Allora, in pratica, io vi voglio dire proprio la verità, noi siamo anche sotto Natale, ho tante spese, vorrei qualcosa di buono, però allo stesso tempo economico. Signore, allora non potete perdere l'offerta che Teniamo abbiamo una- questo periodo, perché signore, Guarda veramente qua. scassammi i CS. Ma serio, bagno completo 600 euro. 600 euro, signora, portate a casa. Yeah. Bidet, BC, ucesse Oh, mi sono tornato, suoglio, ma che faccio il mio cosa lo discarico? Come chiamato? La cabina di scarico? lavandino. Un lavandino con la colonna sotto, cioè Ciao, caparano. mannaggia. O lavandino dopo lavandino, lavandino dopo bidet. lavandino. Un piatto per la doccia. Pure il bicchiere, dammi no mangi, la bicchiere, la cabina per la doccia. La cosa, ghiacina, ascensore da doccia, momenti. O cosa fa prendere accappatore. E quindi ma pure sta poca 600 euro, ma già tu anni più. Sentite, in confidenza proprio. Che il marito mi è troppo chiatto e non bisonte. Ma vi faccio vedere la foto così vi rendete un poco conto. All'anno Moruses. Signora, allora qui abbiamo capito il problema qual è. È un problema proprio di misure. Proprio dimensionale. Tengo un'idea. Signor, tengo una cosa che fa per voi. Sì, Seguitemi. sì. Ecco cosa fa per Vedete? voi. Signor, meglio che se ci sta niente. Devo dire la verità, la vasca è molto bella e anche invitante, però fondamentalmente che me ne faccio? Com'è che devo fare? Ho fatto cosa qua? Cioè, Ho pure la casutta. Chi lo marito può su chi lo culo, la regna tutto quanto. E si fa pure i tuffo.